Quarta corsa in pista ai 3 anni, non vincitori di 7.500 euro in carriera. 10 soggetti dietro le ali della macchina, favorito il numero 3 di Domia V. Si va in partenza l'1 Dubino Baba, Carmine Piscoglio, 2 Divina Grim, Paolo Scammardella, 3 Domia V, Manuel Pistone, 4 da Granit Dipa, Salvatore Valentino, 5 Delizia di Casei, Roberto Ruvolo, 6 Diritto d'autore Maurizio Visco. In seconda fila 7 Dragon Pax, Francesco Tufano, 8 Decimo Mannu Lippi, Alessandro Moriello, 9 Dakota dei Rum, Giovanni Pelonara, 10 Dirgal Petit, Natale Cintura. Autostart che inizia gradualmente ad accelerare, entrata in retta. E allo stacco sono veloci Delizia di Casei e Domia V, con Delizia di Casei che prova a passare nei confronti di Domia V, quale prova a rientrare con l'ausilio della curva, i due che lottano. Domi che rientra ma sbaglia. E così Delizia di Casei rimane al comando. Numero 3 Domia V, di Granit Dipa. C'è 14,3 per i primi 200 metri di corsa. Numero Delizia 2 di Casei al comando su da Granit squalificato. Dipa, mentre punta in avanti Dirgal Petit. E ora vediamo le scelte di Roberto Ruvolo, che vede l'avversario arrivare forte. 38 per i primi 4. Delizia di Casei che ribatte a Dirgal Petit. Rimane al comando, si deve adeguare di fuori Natale Cintura. Mentre in seconda posizione allo steccato Serra sotto da Granit Dipa, 46,3 per i primi 6. La figlia di Nadashiba al comando, attaccata al largo da Dirgal Petit, che torna alla carica dopo 700 metri di corsa. Le due perfettamente apparigliate, passano un giro in 1,5, 37 la seconda frazione. Si viaggia costanti sul piede dell'1,17, Delizia di Casei al comando, Dirgal Petit di fuori. Allo steccato da Granit Dipa che precede Dakota dei Rum, quando il chilometro se ne va in questi istanti in 1,17,5, Dubino Baba che è lì in seconda pariglia in attesa degli eventi. Poi Diritto d'autore in sesta posizione, gli altri più indietro. Delizia di Casei che prova ad accelerare a 500 metri dalla conclusione, mette in difficoltà Dirgal Petit. 15,4 la retta di là, viene in terza ruota Dubino Baba, guadagna di dentro da Granit Dipa, non sa dove andare Dakota dei Rum a metà della curva conclusiva. E in vantaggio sempre Delizia di Casei, attaccata da Dubino Baba che scavalca Dirgal Petit in attesa di un varco da Granit Dipa che sposta al largo. Delizia di Casei in vantaggio, Dubino Baba a centropista che va all'attacco di Delizia. Dubino Baba che nel finale passa e vince su Delizia di Casei al terzo posto da Granit Dipa. 32 a chiudere, con 14,6 per la retta d'arrivo, 1,16,6 Dubino Baba, tenuto in camminata da Carmine Piscoglio per il training di Andrea Sarzetto e per la scuderia Elida alla proprietà del figlio di Maharaja e Ulaanbaatar Baba, che nel finale si distende molto bene vincendo una lunghezza netta nei confronti di Delizia di Casei che fa il secondo. Al terzo posto l'appostato da Granit Dipa. Il successo però è tutto per Dubino Baba, Carmine Piscoglio, Andrea Sarzetto, la scuderia Elida.